Allora, da quest'anno, il prossimo anno scolastico, il Ferraris diventerà una delle poche scuole, in Italia ce ne sono circa il 3% sul totale, che adotteranno per il primo anno la scuola digitale, quindi i ragazzi non verranno più a scuola con i libri, ma verranno soltanto col tablet che verrà dato dalla scuola, e i libri saranno soltanto digitali, quindi non utilizzeranno più carta, non utilizzeranno più i libri di carta, ma utilizzeranno soltanto il tablet per studiare le proprie materie. Sicuramente c'è un risparmio per le famiglie, perché i libri digitali costano 40-50% in meno di quelli cartacei, e in più c'è un vantaggio per i ragazzi, perché non dovranno portare quegli zaini pesanti con i libri all'interno e avranno tutto quanto all'interno di questo tablet per i 5 anni che saranno poi nella nostra scuola. Anche noi, docenti di altre discipline, italiano, matematica, inglese, potremo usufruire di laboratori, perché l'aula diventa un laboratorio. Utilizzando quindi tutte le app a disposizione, tutti i collegamenti internet, tutto quello che è possibile utilizzare attraverso la digitalizzazione. Non solo il libro digitale, ma anche la didattica viene capovolta. In qualche modo il docente non diventa colui che trasferisce le informazioni, ma colui che veicolizza le informazioni attraverso uno strumento che è veramente potente. Diamo ai ragazzi anche gli strumenti per potersi inserire subito, immediatamente appena diplomati, perché questo lo consente nel mondo del lavoro, potendo svolgere più attività fra loro compatibili.